Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Quest'oggi cosa abbiamo? Oggi abbiamo in studio due personaggi importanti che hanno finalmente siglato il 20° volume della collana La Coda del Drago. Poi là, è un compleanno quasi, sembra quasi un l'avevamo compleanno. annunciato nella scorsa edizione, sapevamo che sareste arrivati e oggi abbiamo qui Franco Cattafesta. Ho già fatto la prima gaffe perché parleremo di Mario Cattafesta. Il libro si intitola Macat e ci chiederemo poi ai qui presenti il perché. Comunque abbiamo in studio Franco Cattafesta e Eristeo Banali, i nostri coautori del 20° libro della Coda del Drago di letteratura sportiva. Diamo un buongiorno signori, ben arrivati a Rete 2000. Allora, cosa vi sembra essere qui in una radio? È la vostra prima volta? Sì, certo, per quanto riguarda Rete 2000 sicuramente, per quanto riguarda altre radio no. C'è stata già un'esperienza, sì, molta esperienza. L'importante è questo, certo. Perché sai, ogni tanto qui vengono i nostri autori che sono bravissimi nelle scritture, dice però è la mia prima volta in radio, quindi ci fa piacere vedere questo nuovo mondo. Io addirittura sono stato uno dei fondatori di una radio libera nel 1972. Quasi come me, insomma. Più o meno, sì. Bene. Allora, Enza, vogliamo far parlare anche l'altro ospite? La mia esperienza in radio invece è stato uno scherzo che abbiamo fatto a Mantova, penso fosse intorno al 1980, e avevamo messo in scena una finta presenza di J.R. Ewing. Non so se vi ricordate, Dallas. Wow. Ovviamente l'attore non si chiamava così, adesso mi sfugge il nome dell'attore. Comunque a Mantova girava un tizio con un cappellaccio da cowboy e io sono andato in radio fingendomi lui con accento americano a fare un po' di scena. Dopo è stato un bellissimo scherzo. Insomma, avete fatto una sorta di quello che fece una volta in America l'attacco degli alieni, insomma, una cosa del genere. Patrick Ewing. Sì, J.R. Ewing. Sì, vabbè. Comunque allora abbiamo già due personaggi preparatissimi che avranno molto da raccontare oggi. Sicuramente non hanno problemi di dimestichezza con i microfoni, questo ci fa certo. Molto piacere. Molto importante. Allora parliamo di cultura, Enza, parliamo di questo libro. Sì, abbiamo qui insieme a noi il figlio di Mario Cattafesta, appunto Franco Cattafesta, e ci presenta, chiedo prima a lui solo per questioni di ordine, di presentarci Macat, che era una firma di Mario Cattafesta, e il sottotitolo di questo 20° volume è Mario Cattafesta, uomo del nuovo rinascimento nella nebbia padana, con tanti interventi di cui faremo magari menzione più tardi. Chi era questo Mario Cattafesta, Franco? Allora, ovviamente era mio padre, che posso dire, è stato un giornalista mitico che ha formato generazioni di giornalisti mantovani e nei suoi articoli si è firmato in vari modi, perché ho trovato articoli di quando aveva 18-19 anni in tempo di guerra, e le sue sigle sono state MC, MACA, e poi a un certo punto è diventato Macat, che è un'espressione mantovana per chi non conosce il nostro dialetto, che vuol dire boh, o tipo ma cosa vuoi, è così, insomma un'espressione, Macat vuol dire non ci posso far niente, insomma vuol dire tante cose di questo tipo, e allora è diventato naturale metterlo come titolo.
Fantastico. Risteo Marani, invece, tu come conosci? Ci diamo del tu, No, finalmente in radio, certo. Sono stati lei fino adesso, insomma, un anno di lavori insieme. Va benissimo, certo. Come hai conosciuto Mario Cattafesta? Ma io ho conosciuto Mario Cattafesta attorno agli primi anni 70, quando si facevano le riunioni culturali. Io ero componente del circolo Antonio Gramsci a Mantova, facevamo le riunioni alla Casa del Mantegna e erano riunioni che andavano avanti fino alla mezzanotte e oltre, e poi si chiudeva la serata andando in un bar famoso a Mantova dove vendevano anche le sigarette. A quell'epoca io fumavo come un turco e per me era un obbligo andare in questo, che era il Furlotti, ti ricorderai? Certamente. Ecco, il bar Furlotti, che andava avanti anche lì fino a tarda notte o inizio mattina, e lì si prendevano le sigarette e si giocava a carte. Io non sono mai stato un giocatore di carte, però la compagnia mi è sempre piaciuta molto. E anche Mario Cattafesta chiudeva la giornata arrivando in questo bar, e lì poi si riprendeva a parlare delle cose di cui avevamo trattato al Circolo Antonio Gramsci, e quindi sono emerse le condivisioni culturali, politiche e quant'altro, e quindi è cominciato questa conoscenza che è diventata poi un'amicizia vera, insomma. È fantastico. Michele, ti rendi conto abbiamo avuto gli ospiti la volta precedente, Sandro Landistagel, che ha parlato anche lui di incontri, anche lui a una certa età, e ricordava lui, in però, radio, lui età. ricordava i tempi in cui ci si riuniva nei bar e nei ristoranti e si continuava fino a tarda serata di chiacchierare di cultura. Noi finalmente abbiamo fatto un programma per poter anche dare uno stimolo ai giovani di incontrarsi per parlare di letteratura, di parlare di cultura, parlare di personaggi come quello di cui stiamo parlando oggi, che è Mario Cattafesta, un giornalista indimenticabile che ha fatto non solo la storia di Mantova, del giornalismo mantovano, ma anche nazionale. Ovviamente dopo c'è da dire che nei tempi che furono, ovviamente non c'erano i social, non c'erano appunto tutti quelli che sono in questo momento i mezzi di comunicazione più evidenti, perché ormai uno la mattina si alza, non si beve più il caffè, si fuma la sigaretta, accende immediatamente, sì. Anzi no, ce l'ha già acceso, sì. E guarda subito i messaggi, cosa è successo. Sembra quasi una sorta di droga di questo ventennio, insomma, certo. Di questo nuovo ventennio. E giustamente la cultura si faceva nei bar, si faceva nei locali, nei ristoranti, nelle sale dove si poteva riunire un po' di gente, un po' di amici, e tra una partita di carte e un bicchiere di vino si faceva anche cultura, ed erano cose molto molto belle. E questo penso che sia stato anche lo stimolo che Franco ha trovato per voler mettere in piedi questo librone di 450 pagine oltre, la storia di suo papà. Vogliamo anticipare prima del break musicale che cosa troveremo in questo libro? Oltre ovviamente alla storia della vita di Mario Cattafesta. Allora, la storia della vita di mio padre è raccontata attraverso articoli, poesie e altri scritti che non sono diventati articoli, perché li ho trovati in soffitta da qualche parte, appunti spiegazzati. Allora, il racconto di mio padre copre una 60 d'anni di vita mantovana e anche non mantovana. Per esempio si comincia con la Resistenza, perché Mario agì con il nome di battaglia di Mazzini nella Bassa Padana, tra Rolo, Suzzara e insomma intorno al Po. Poi si prosegue con articoli all'inizio sportivi, Mantova Calcio ed altro, anche atletica leggera ed altri sport. Poi
ci sono degli incisi delle sue attività di critico letterario e critico d'arte e anche cronista d'arte, perché ogni evento artistico aveva il suo racconto sulla Gazzetta di Mantova. Poi la cosa che ci sono due cose fondamentalmente che caratterizzano l'attività di mio padre. La prima è il poetino della domenica, cui ne parliamo magari dopo il break. Sì. Ne parliamo dopo, perché è un argomento da trattare corposo. Esatto. E poi le curiosità. Le curiosità vuol dire si prende un paese della provincia di Mantova e si guarda la sua storia, come è nato, le attività commerciali, per poi finire sempre col vino. Fantastico. Ecco, quindi questo è grosso modo il riassunto di quello che c'è nel libro. E dopo andremo nel dettaglio. Dopo il break io vorrei riprendere con Aristeo e parlare dell'uomo del nuovo rinascimento e poi parliamo del poetino della domenica. Macat, sembra quasi un titolo inglese, Macat, è vero o no? Vero. Cioè, invece è mantovano puro. Proprio sì. È come proprio... il salame, insomma, il salame mantovano. Il salame mantovano è proprio mantovano. È mantovano. Macat. Macat è, come diceva prima Franco, una derivazione dalle iniziali del nome che poi si inserisce in un'espressione tipicamente mantovana che è proprio come è, c'è niente da fare, è così e non c'è si può fare diversamente. Perfetto. Ma allora Franco, cosa vuol dire entrare in soffitta e trovare i ricordi del proprio padre e poi dire: perché devo farli solo mie e non dare e divulgarli in pubblico? È stata una scelta coraggiosa la tua? Ma non direi, è stata naturale. È stata naturale, ovviamente. Ovviamente queste cose capitano quando dopo la morte del genitore si va a far pulizia. A curiosare, esatto. Sì, è nato come pulizia, dopo ovviamente si trovano dei manoscritti, un curiosare, si trovano cimici secche, scheletri di topo, ne ho trovati, questo è sicuro. Però c'è il famoso baule dei ricordi e gli appunti si trovano gli appunti ingialliti, alcuni ritagli di giornale, altri no. Insomma, lì viene spontaneo dire perché non divulgarle e farne. A parte la commozione, quella è ovvia, ma ovviamente quella è mia. Però sapendo che mio padre aveva tanti amici, tanti colleghi, tanti artisti che ha conosciuto, essendo stato anche critico d'arte, è venuto naturale pubblicare. La prima cosa che abbiamo pubblicato è stata però sul vino. A proposito che dicevamo prima, si finisce sempre col vino. Mio padre negli ultimi anni è stato produttore di vino artigianale, fatto curiosamente con i metodi degli antichi greci e romani. E allora la prima cosa che mi è venuta voglia di pubblicare, ma è stato grazie a Aristeo che è qua con me, è stata una serie di schede sui vini dell'antichità, il Falerno per esempio, il Mareotide o Mareotide, e abbiamo pubblicato un primo libro con queste schede. Quindi praticamente c'è un precedente fatto di vino, insomma, storia del vino particolare. Il titolo è Come bevevano gli antichi. Eccolo lì, vedi? Sì, in particolare non è stata una storia del vino da allora ad adesso, no, proprio il periodo quando era attivo Virgilio, età augustea. Insomma, tra i due millenni, prima e dopo Cristo. Ma noi oggi ci vogliamo concentrare su questo libro, vero Enza? Sì, ma il capitolo dedicato al viticoltore c'è anche nella nostra pubblicazione, c'è qualche stralcio di ricetta e di etichetta, fantastico. Andate a comprare il libro e scoprirete qualcosa di interessante. Però dicevamo prima che volevamo chiedere a Aristeo, Mario Cattafesta è stato definito
definito uomo del nuovo Rinascimento. Da dove deriva questo appellativo? Sì, certamente. Io però farei, se mi permettete, un passo un attimo indietro per far capire come tutto questo ambaradan che abbiamo messo in piedi per ricordare, ma non solo, per proporre uno strumento, anzi 2 strumenti, il vino degli antichi e questo volume molto importante, dare strumenti per conoscere Mario Cattafesta. E quindi è un progetto, io dico, pensato e ragionato e quindi realizzato con un obiettivo preciso, non è semplicemente un ricordo. Abbiamo cercato di strutturare questi 2 lavori in modo tale da far conoscere lo spessore del personaggio Mario Cattafesta. Come nasce poi tutta questa questione qua? E penso che sia importante ricordarlo. Intanto Mario Cattafesta muore in un incidente stradale il 14 gennaio del 2020. 2000. Sì, 2000, perché il 2020 era il 20° anniversario e questa è la ragione per la quale abbiamo impostato tutto quanto il lavoro. Tornando dal lavoro, dalla Gazzetta di Mantova, prende la sua macchina, che cos'era? Una Punto Rossa e a Valeggio perde il controllo della macchina, molto probabilmente per un malore, va contro un manufatto in cemento e questa è la data alla quale facevo riferimento prima, il 14 gennaio del 2000. Giornalista fino all'ultimo giorno. Sì, giornalista fino all'ultimo giorno. Che è un po' un destino che abbiamo ritrovato anche in Gianni Brera. Una vita stroncata da un incidente automobilistico dove sono morti in 4 32 anni fa per l'esattezza, perché l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo pubblicato il libro in memoria del 30°, la ricorrenza. Comunque andiamo avanti con Mario Cattafesta. Ecco, diciamo così, nel dicembre del 2014, con un gruppo di amici, parlando così, ci viene in mente che al 14 del 2015, quindi a distanza di un mese e mezzo, ricorre il 15° anniversario dell'incidente a cui facevo riferimento prima. A quel punto ci siamo detti: ma perché non creare un momento di ricordo tra gli amici che conosciamo? Quindi abbiamo fatto un giro di telefonate. Naturalmente, come si fa a ricordare Mario Cattafesta se non a tavola? Perché era un luogo dove sarebbe venuto tranquillamente e con grande piacere anche lui. Quindi ci si trova in una 35 persone in un ristorante, e lì nasce il gruppo degli amici di Mario Cattafesta con il progetto di realizzare per il 20° anniversario la pubblicazione di un libro che testimoni l'importanza del nostro amico Mario Cattafesta. Questo gruppo di persone vede la partecipazione, oltre che mia e di Franco Cattafesta, anche di Adalberto Scemma, che è poi il Deus ex machina di questa operazione rispetto alla Coda del Drago, perché noi abbiamo avuto qualche difficoltà per arrivare alla pubblicazione del libro. Poi con appunto Adalberto arriva l'idea di inserire questa pubblicazione nella collana La Coda del Drago, ed è stata fatta, che secondo me è proprio la sede ideale per la pubblicazione che abbiamo poi realizzato. Assolutamente. Ecco, qui nasce l'idea, diciamo così, editoriale, no? Io mi prendo la briga di contattare tutta una serie di personaggi che l'hanno conosciuto
e non solo, dopo vi dirò chi non l'ha conosciuto personalmente ma l'ha conosciuto in altro modo, e ho chiesto a tutti quanti di realizzare un contributo scritto da pubblicare, ed è stato una cosa molto interessante. Poi magari se tu leggerai i nomi per capire bene di chi stiamo parlando, si capisce bene la portata della condivisione che c'è stata all'idea che nacque in quella sera, perché poi la cena l'abbiamo realizzata il 16 di gennaio del 2015, quindi proprio a cavallo del 15° giorno dell'avvenimento. E a quel punto, secondo me, nasce lo spunto per Franco per andare a rimettere mano a tutto il materiale che lui sa essere depositato in quei luoghi, e io mi permetto di dire che è stata l'occasione proprio anche da parte sua per riscoprire suo padre, perché penso che abbia fatto un lavoro straordinariamente approfondito nella ricerca e nel ritrovare questi documenti. E penso che sia stato veramente un momento di grande riavvicinamento al papà, e anche per questo penso che sia molto importante ricordare questa cosa. Assolutamente. Franco, vogliamo dire chi sono gli autori degli interventi? Così li ringraziamo anche in radio. Ce n'è un certo numero. Comunque i più famosi sono Edgarda Ferri, scrittrice storica di fama nazionale, e Luciano Gelfi, che è non so se dico la cosa giusta, un quirinalista, è uno specialista di alto livello alla RAI nella trasmissione politiche e presidenziale, insomma. Che ringraziamo, quindi ti salutiamo dalla radio. Certo. Poi ce n'è uno molto importante, gli vado sì, prego, perché io ci tengo molto, che è Bruno Manfellotto. Bruno Manfellotto, che è stato direttore della Gazzetta di Mantova, ma arrivò a Mantova circa 2-3 mesi dopo l'incidente che comportò la morte di Catafesta. E lui mi ha detto subito: sì, mi piace molto, però dice, io non l'ho conosciuto di persona, l'ho conosciuto attraverso il ricordo di coloro che l'hanno conosciuto, coloro con i quali lui ha condiviso i luoghi di lavoro, cioè la Gazzetta di Mantova, e soprattutto dice per il clima della città dove Mario Catafesta era riconosciuto e ricordato, indipendentemente dall'essere stati direttamente coinvolti dalla Gazzetta di Mantova. Quindi è veramente un contributo molto importante che suggerisco a chi è interessato di leggerlo, perché è molto molto bello. Assolutamente. Michele? Sono qua. Sentito di chi stiamo parlando? Ho sentito perché ovviamente parliamo di personaggi di spessore che chiaramente nel mantovano è conosciuto dalla maggior parte degli ambienti, non solo culturali, giornalistici ovviamente, ma parliamo di arte, parliamo di vino, quindi ovviamente un artista, possiamo definirlo così, poliedrico, perché spaziava un po' in tutti i campi, e quindi questo è giusto mettere in scritto quello che lui ha fatto durante la sua vita. Proprio la parola poliedrico è una ragione per la quale che si adatta benissimo alla definizione uomo del Rinascimento, del nuovo Rinascimento. E ci colleghiamo alla domanda. Allora, certo. L'uomo del Rinascimento è un'espressione molto cara all'inglese, in particolare all'inglese americano, perché il Rinascimento ovviamente in America sanno solo, però l'hanno imparato da noi. L'hanno imparato, no, ma non sanno cos'è il Rinascimento europeo. Sono molto appassionati, però è una conoscenza superficiale perché non la studiano, insomma. Però c'è questa passione. Uomo del Rinascimento è un'espressione
che è nata per definire Leon Battista Alberti, che era architetto, scultore, pittore, ma anche tirava d'arco ed era un gran cavallerizzo. Ovviamente l'uomo del Rinascimento più famoso è Leonardo da Vinci, noto per il suo eclettismo. Allora, dal momento che grazie a mio padre che mi incoraggiò parecchio, sono riuscito ad avere una buona conoscenza della lingua inglese, mi è sembrato opportuno usare questa espressione proprio per la poliedricità e l'eclettismo. Dopo abbiamo messo Nuovo Rinascimento su suggerimento di Adalberto Scemma, perché diceva, che salutiamo anche lui stamattina, magari qualcuno si sbaglia e pensa al Rinascimento, e in effetti è stato così anche col nuovo davanti. In effetti io, guarda, quando parlate di Rinascimento, il mio pensiero da uomo della strada è: ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Mazzini, stiamo parlando di Garibaldi, stiamo parlando di un Rinascimento di questo tipo, quindi è meglio spiegarlo alla gente che non è un Rinascimento di vecchia data, ma è un Rinascimento più nuovo, più reale, più moderno. Dico ancora che l'espressione ha perso il suo significato temporale. Per esempio, ho appena letto qualche giorno fa un articolo su un giocatore americano professionista del football, uno sport dove si prendono a capocciate proprio continuamente, che sa 12 lingue e si interessa di musica, e l'hanno chiamato uomo del Rinascimento. Quindi per loro dobbiamo definirlo come una nuova rinascita, un eclettico, giusto? Un personaggio che ha tanti interessi, e così è stato nella carriera giornalistica di mio padre. Lascio a voi scegliere chi vuole rispondere a chi è il poetino della domenica, e poi uno di voi che voglia leggere almeno una delle poesie di Mario Cattafesta. Prego. Allora, il poetino della domenica è un personaggio che ha vissuto per una ventina d'anni sulle pagine della Gazzetta di Mantova. Nasce, per la precisione, il 5 ottobre, se non sbaglio, del 1970, alla terza giornata di un campionato che il Mantova poi ha vinto. Era un campionato di Serie B. L'unico campionato professionistico vinto dal Mantova, che altre promozioni le ha avute nei playoff o come secondo classificato. Le poesie sono state raccolte prima di tutto da mio padre su un brogliaccio intitolato Mantova, con la A maiuscola finale, il titolo ovviamente è stato scritto dopo per celebrare la promozione del Mantova in Serie A. L'ultima, purtroppo, io c'ero, ho assistito e ho assistito anche agli come si dice, agli inutili tentativi di ripetere questa impresa. La cronaca era redatta da un grande giornalista, anche egli purtroppo scomparso, della Gazzetta di Mantova, che era Alberto Gazzoli. Mio padre faceva il riquadro, chiamiamolo così, di colore, con interviste, qualche commento, e alla fine ci metteva sempre una poesiola scherzosa, che metteva in rima quello che era successo durante la partita. E questo è stato di tale successo che gli ha valso un premio nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana USSI, proprio per il personaggio del poetino. Che quindi è un personaggio inventato, ma che è identificato in Mario Cattafesta. Sì, perché è stato, che io ricordi, una cosa unica, mai imitata, mai ripetuta, ed è considerata la mia età in quegli anni, dai 13 ai 17 più o meno, è una cosa a me molto cara.
Lo vediamo, siamo qua in diretta, vediamo anche l'emozione sul volto di Franco, vero? E quindi leggiamo una poesia. Allora, leggiamo la prima poesia non scritta, perché era la terza giornata, le altre due le ho, però essendo la prima pubblicata dalla Gazzetta è un fatto storico, ecco. Mantova-Arezzo 2-1. Perché le poesie si intitolavano con il risultato della partita. Sì, era, giustamente. Chiudeva il riquadro così di colore. Allora, prima partita Mantova-Pisa 2-0, alla seconda una sconfitta a Novara, quindi non è che fosse questa promozione così scontata. Dalla terza giornata comincia la marcia del Mantova e Mantova-Arezzo 2-1 con reti di Dell'Angelo e Favalli del Mantova e di Montenegro dell'Arezzo. Tra l'altro Lucio Dell'Angelo è stato giocatore del Verona negli anni 60, prima di essere ed è buono ricordarlo, una leggenda del Mantova. Allora, ecco qua la poesia. Nell'articolo c'è scritto: il poeta, punto. Nel grosso salone degli specchi, un poeta, non era ancora poetino allora, che vuole conservare l'anonimo, così improvvisa: di Dell'Angelo i tiracci fan venir l'umore cupo, a Candussi e forse a Pupo, certamente al buon Ballacci. Di Favalli la testata lascia secchi gli aretini e in ispecie Parolini che sussurra: che fregata! Son 2 punti e fanno bene anche se faticosetti, dopo certi moccoletti or sorridere conviene. Emozionante, è una riba baciata, dico bene questa? Non saprei. Qualche tutte, ricordo delle scuole. È un ABBA, anche i miei ricordi che sono un po' lontani. Allora, le note ovviamente, cosa sono i moccoletti? Quelli di Novara, la sconfitta precedente. Dopo c'è Dell'Angelo, Lucio Dell'Angelo ho già detto, Candussi era il portiere dell'Arezzo, Pupo era un mediano dell'Arezzo, Ballacci l'allenatore, che a fine partita si era un po' lamentato: Dell'Angelo non segna mai, proprio con noi deve segnare. E poi c'è Parolini, il libero, sempre dell'Arezzo, e Favalli, Erminio Favalli, che ha giocato anche nella Juventus ed è stato un grande personaggio come direttore sportivo. Attenzione che queste poesie sono corredate di note a piedi pagina proprio per dare la spiegazione e il significato dei personaggi o delle parole utilizzate all'interno di questi brani. Sì, certamente il portiere Candussi me lo ricordavo solo io dalle figurine e forse chi era appassionato. Ecco, nel tuo volto proprio traspare l'emozione di questo ricordo che stai condividendo con noi, con tutti i radioascoltatori. Tu eri piccolino in quel periodo? Beh, medie superiori, insomma. Medie superiori, quindi hai questo ricordo, ecco, hai questo ricordo vivo di tuo padre e Cosa di solito quando uno ha quell'età lì non pensa mai a quello che il padre sta facendo in quel momento. Ripensandoci ora, cosa avresti fatto di diverso? Io certamente a quell'età era così, però una cosa gliela chiesi: ma come fai a trovare le rime? Vero. Perché era tutto in rima, e lui mi ha detto: ma guarda, la rima è la cosa più facile. E io ho detto: sarà anche così, ma è tutto il resto. È proprio brividi, come questa base. Siamo molto emozionati stamattina, molto emozionati, veramente ecco. molto toccati da questi racconti e da queste memorie. Vorrei ricollegarmi con Aristeo, switchando un pochettino su un altro dei temi trattati da Mario Cattafesta nel corso della sua vita e del suo lavoro culturale. Aristeo, tu e Mario avevate qualcosa in comune oltre all'amicizia. Che cosa vi lega? Cosa ci vuoi raccontare dell'esperienza di Goito?
Ma le cose che ci hanno legato, che continuano a legarci, sono tante, con l'esperienza di Mario e naturalmente con il mio trascorso e il mio fare, insomma. Ecco, vabbè, la passione per l'arte, la frequentazione degli artisti e via discorrendo è stato una costante. E un'altra costante è proprio quella del goitese Sordello, una grande passione di Mario Catafesta e un'altrettante ovviamente passione per un goitese come sono io, che mi ha portato all'organizzazione ad esempio di una serie di iniziative che proprio sono andate sotto il nome di Sordelliane. Siamo agli inizi degli anni 90, 1990, 92, 93, e allora avevo responsabilità nell'amministrazione comunale di Goito e organizzai appunto questa manifestazione che si prolungò per alcuni anni, titolata appunto Le Sordelliane. E in questo abbiamo fatto alcune mostre, no? Sordello e gli artisti per Sordello, dove Mario Catafesta intervenne con uno straordinario contributo per quanto riguardava la poesia visiva, perché in quelle manifestazioni abbiamo coinvolto gli artisti della poesia con Roberto Petrazzoli, un altro amico di Mario Catafesta del gruppo. Abbiamo coinvolto gli artisti della poesia visiva, da Eugenio Micini a Totta, tanti artisti anche veronesi che appartengono a questo movimento della poesia visiva. E Mario Catafesta fece un intervento molto bello, molto apprezzato sulla Gazzetta di Mantova, raccontando questa avventura degli artisti della poesia visiva che hanno lavorato sul poeta trovadorico Sordello. Fu una iniziativa molto importante perché coinvolse anche le scolaresche, quindi con una serie di attività molto significative. Si organizzarono diversi incontri anche convegnistici su questo tema e nel convegno Mario Catafesta seguì tutta questo percorso, dando il suo contributo estremamente qualificato, estremamente importante. Ecco. Altra cosa importante per quanto riguarda Sordello da Goito è proprio il rapporto che c'è tra Mario Catafesta e la poesia trovadorica, e poi in questo ci siamo trovati in modo estremamente condiviso, insomma. Che bello, vero? Quindi, prego Franco. Sempre in occasione di queste celebrazioni sordelliane, mio padre mi diede da tradurre un saggio di Ezra Pound, che ho poi scoperto molti anni dopo che aveva conosciuto durante la guerra. Ezra Pound era un grandissimo ammiratore di Sordello. Io non ricordo cosa c'era nel saggio, ricordo che però Ezra Pound scriveva: leggete Sordello perché ne vale sempre la pena. E siamo quasi addirittura d'arrivo, però prima di salutarci dobbiamo fare ancora qualche piccolo inciso per questo volume di Franco Catafesta e Eristeo Banali. Che nome strano, come mai questo nome così? È un nome che arriva dal greco, naturalmente, Immaginavo. Aristos.
e c'è chi sostiene. Quindi genitori appassionati dell'antica Grecia? In modo strano, perché mia mamma era una casalinga e mio papà era un fabbro, quindi era il nonno che era appassionato di lirica. Quindi svelato anche questo altarino. Sì. Bene. Allora Enza, vogliamo... Sì, io lascerei gli ultimi minuti sempre ai nostri ospiti. Domanda libera: cosa volete condividere con noi che non è già stato detto, e in che modo incoraggiare i nostri ascoltatori ad acquistare il libro? Prego Franco. Vado. Allora, cosa trovate nel libro? 60 anni di storia, ma non solo storia vera, diciamo come disciplina, c'è il suo capitolo, ma 60 anni di storia e cultura italiana, perché non è solo mantovana. La Resistenza, per esempio, tanto per citare l'inizio, è un fenomeno che è stato fin troppo descritto senza cognizione di causa, e invece qui ci sono le parole di un protagonista. Poi per chi è abituato a sentire i roboanti commenti sportivi calcistici di adesso, troverete un giornalismo diverso, più pacato, più tranquillo, dove non c'erano cose eccezionali, ma c'era della gente che correva dietro a un pallone. Poi c'è l'arte, la storia proprio in particolare di Mantova, e in appendice, diciamo così, al poetino c'è una serie di curiosità che ho scoperto, avevo deciso di mettere proprio negli ultimi tempi, e sono le descrizioni delle città dove il Mantova andava a giocare. Descrizioni che culminavano sempre con il cibo e guardate un po', il vino. Quindi, che so io, Giorgione era la squadra di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Varese, Arezzo. Ovviamente ci sono anche molti paesi come Cento, cioè non capoluoghi, perché giocavamo in C1 e C2, insomma, e soprattutto al nord, quindi manca un po' di Italia. Però ci sono tante belle città con tante curiose caratteristiche e aneddoti sugli artisti, i calciatori, gli storici. A Fatal Novara, per esempio, Carducci, se non ricordo male. Insomma, cosa c'è di meglio di mangiare bene, di un buon vino e di una sana lettura, giusto? Quindi storia, cibo, vino sono elementi indispensabili. E stavo dimenticando le curiosità. Che quelli non c'è mancano. Una manifestazione, come è nata, la Befana, come è nata, e cose di questo genere. Era proprio uno dei titoli che volevo richiamare. Il 13 non porta buono, Tra la nebbia e la noia, Giù a picco in C2, Campionato da incubo. Questi sono i titoli che il nostro Mario Cattafesta attribuita ai suoi articoli, alle sue poesie. Prego, Aristeo. Sì, secondo me importante è leggere come hanno vissuto e quindi ricordato la figura di Mario Cattafesta quella ventina di testimonianze che sono riportate nei contributi che ho, ai quali vogliamo elencarli, gli autori degli interventi? Volentieri. Allora partiamo da Doriano Bassi. Stiamo andando in ordine alfabetico per non fare... Sì, certo. Edoardo Bassoli, che tra l'altro è anche l'autore della caricatura in copertina, che è un artista mantovano importante, tra l'altro è stato direttore anche preside dell'Istituto d'Arte di Mantova, abbinato all'Istituto d'Arte di Guidizzolo. Poi c'è Paolo Boldrini, allora direttore della Gazzetta di Mantova, Enzo Cartapati, che è stato un goitese, sindaco di Goito e amico di Mario Cattafesta, soprattutto in
cronista, assolutamente come si può dire, organizzatore di uno sport importante per Goito, che è il tamburello, visto che Goito è una città importante per questo sport. Poi c'è Gilberto Cavicchioli, Paola Cortesi, che è una giornalista, Renzo Dallara. Ecco, qui stiamo parlando di colleghi di Mario Catafesta importanti. Ecco, Renzo Dallara purtroppo non c'è più, come Cesare De Agostini, anche lui, e Diarda Ferri. Poi Antonella Gandini, un'artista che abita vicino alla casa di Mario Catafesta sui Colli Morenici, Luciano Gelfi, di cui abbiamo già parlato, Werther Gorni, che fu giornalista della Gazzetta di Mantova, adesso direttore di un altro giornale Cronaca di Mantova. Poi Renzo Leasi, che è direttore della banda musicale di Goito, molto importante. Tra l'altro Mario Catafesta ha scritto un libro sulla banda musicale di Goito, e io ci suono, dove lui suona. Poi Bruno Manfellotto, di cui abbiamo parlato prima, Marco Mantovani, Renzo Margonari, anche questo è un artista molto importante, Roberto Pedrazzoli e Alberto Scemma e Gilberto Scuderi. Ecco, questo è l'elenco di coloro che hanno aderito a dare un loro contributo per far conoscere Mario Catafesta. Fantastico. E penso che questa sia una bella modalità per conoscere un personaggio importante come appunto è Mario Catafesta. Fantastico, ci tenevo a sottolineare, perché ce lo faceva notare Franco, oggi lei è anche coinvolto nel corpo bandistico di Mantova e suona il basso tuba o anche il trombone. No, quindi due strumenti. In realtà il corpo bandistico di Goito. Pardon, chiedo scusa. Però sono anche a Castel Goffredo e a Belforte. Quindi suonate regolarmente, fate delle bellissime manifestazioni. Noi vi abbiamo sentito suonare quando abbiamo presentato il libro lì a in Mantova. Particolare adesso da pensionato ho trovato il tempo di iscrivermi al conservatorio e diplomarsi anche, mi sembra. Non ancora? Non ci penso neanche. Suono per divertirmi e per suonare anche un po' meglio. E durante la presentazione di questo libro un quintetto di ottoni del conservatorio è stato coinvolto nel suonare soprattutto Mozart, attraverso il quale mio padre mi aveva trasmesso la passione per la musica. Anche questo, anche musica. Fantastico. Bellissima cosa. Allora, prima di salutarci, ve la volevo fare io una domanda così per capire e far capire anche altri autori e altri ascoltatori qual è stata, come avete trovato appunto l'esperienza della pubblicazione con Edizioni 03? Personalmente è stata un'esperienza nuova per quanto mi riguarda e direi che per me, che ho fatto diverse pubblicazioni, penso che sia una cosa importante dire che è stata molto qualificante per me questa esperienza, e quindi un grazie, veramente è stata una bella collaborazione. Grazie a lei per il contributo. Speriamo che prosegua ancora questa collaborazione, visto che appunto abbiamo in ballo La Coda del Drago, che è una rivista ovviamente con le sue pubblicazioni, che sicuramente consigliamo la lettura appunto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Ovviamente Rete 2000 con Edizioni 03 vuole trasmettere cultura, e quindi anche questa trasmissione dà modo a voi autori di poter esprimere con la propria viva voce quello che poi avete già messo sulle rime e sugli scritti. Dimmi pure. Allora, dico la mia riguardo alla collaborazione con Edizioni 03. Io ho una certa esperienza nello scrivere i libri di testo della mia materia, sono stato insegnante di informatica nei licei, ce l'avevo, però fatto da autodidatta. Qui ho avuto la possibilità di imparare delle cose dai professionisti, sull'impaginazione, su come si scrive, sui paragrafi, tante cosette interessanti che si impara sempre, no? A ogni età sempre si riesce ad imparare. Bisogna sempre andare avanti e mai fermarsi.
Enza, prima di chiudere la trasmissione dobbiamo ricordare il premio. Il premio letterario Città di Verona. La scadenza per la consegna dei manoscritti è il 31 agosto, quindi c'è ancora un po' di tempo per raffinare le proprie opere. Abbiamo categorie diverse come narrativa, saggistica con letteratura sportiva, che è proprio uno dei temi che abbiamo trattato stamattina. Poi abbiamo poesie e racconti brevi e opere dedicate a Verona e al Veneto. Tra tutte queste categorie, se uno vuole scrivere una poesia dedicata a Verona e al Veneto, si iscrive alla categoria specifica, altrimenti alla semplice categoria poesia, e così per tutte le altre categorie. Potete trovare il nostro regolamento sul sito www.edizioni03 in numero lo 0 e il 3.com e iscrivetevi, perché la consegna, dicevo, la scadenza per la consegna dei manoscritti è il 31 agosto, ma poi avremo la premiazione il 17 novembre di quest'anno, sempre a Castelvecchio, dove abbiamo celebrato la premiazione l'anno scorso. Bisogna già organizzarsi, perché in previsione della possibile vincita bisogna essere presenti per ritirare il premio. Il primo premio in tutte le varie categorie è la pubblicazione gratuita del manoscritto, quindi venite, presentatevi, iscrivetevi e aspettiamo le vostre opere. E non è poco. Ovviamente è una manifestazione che sta crescendo in questi anni, ormai siamo a un'edizione direi importante, perché è passato la prima, passata la seconda, quindi qui stiamo andando. La terza anche, questa è la quarta. Questa è la quarta edizione, quindi stiamo andando veramente bene. Ci sarà anche Rete 2000 a ricordare con voi tutti gli autori che sono passati e passeranno ancora, perché abbiamo tutta quest'estate da poter darvi informazioni su quello che potete leggere sotto l'ombrellone, perché il caldo prima o poi arriverà e quindi anche la pioggia dovrà terminare e noi ne saremo veramente molto entusiasti e molto felici. Enza, cosa vogliamo aggiungere? Io voglio ringraziare i nostri ospiti, perché sono stati eccezionali, hanno dato dei contributi importanti, profondi, emozionanti, e quindi speriamo di rivederci ancora anche con, perché no, vostre produzioni personali, quindi dobbiamo che sicuramente avete nel cassetto. Dobbiamo salutare questo spazio di questi autori, Franco Cattafesta e Eristeo Banali. Vabbè, insomma, devo entrare nel greco, che certo, non è immenso in questo momento. Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, ci avete fatto emozionare anche con questi racconti. E un'ultima battuta? Let the music play. Fantastico, Barry White. Il brano che stiamo ascoltando. Ecco. Bene. E in libreria è comunque reperibile e acquistabile il libro. Certo, su tutte le piattaforme, e Edizioni anche online, 03. anche su Amazon, per chi vuole acquistarlo lì. Ciao a tutti, grazie e buon ascolto ancora. Buona giornata a tutti. Grazie, Rete 2000. Grazie. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03.